Buonasera, buonasera a tutti voi presenti in sala. Fa una bellissima sensazione vedere questa sala gremita. Buonasera anche agli amici che ci ascoltano da lontano, in diretta, da Facebook, grazie a questi strumenti della modernità che ci permettono di parlare al mondo intero. Mi fa piacere vedere anche persone come dire, che non vedevo da tempo e che questa sera sono qui presenti con gioia, penso, di tutti noi e mi auguro anche di molti di voi. Allora, dove eravamo rimasti? Facciamo un breve excursus, anche tenendo presente, come dire, uno scopo nobile di un'attività civica, di un'attività politica, che è quello di spiegare. Siamo tutti i giorni sommersi da informazioni, da notizie, da breaking news, le chiamano in America, le notizie. Ogni giorno c'è una breaking news, per cui alla fine non sono più breaking news, no? Perché se ogni giorno c'è un attentato, ogni giorno c'è uno Stato che crolla, uno Stato che viene attaccato, un altro dove ti entrano nel Parlamento con i Kalash, cioè alla fine è tutta una ultima notizia, e quindi vuol dire che non c'è più una ultima notizia, no? Perché arrivi all'attenzione a livello piatto. In questa situazione è importante capire cosa sta realmente succedendo nel mondo e soprattutto, per quanto ci riguarda, cosa sta succedendo al nostro Veneto. Lo scopo di questa serata è esattamente questo. Se funziona il... Perfetto, grazie. Allora, una breve sintesi, solo per come dire, fare appunto il riassunto delle puntate precedenti. Dove eravamo rimasti? Questo è il nostro progetto, non è cambiato una virgola, non è cambiato una virgola da 3 anni fa, da quando abbiamo organizzato e stravinto il referendum di indipendenza del Veneto, e da quando quindi abbiamo cominciato a mettere in opera le varie fasi e la costruzione della Repubblica Veneta. Non è cambiato nulla, semplicemente abbiamo messo l'una dietro l'altra tutte le realizzazioni e abbiamo fatto i percorsi che andavano fatti. Ora, e questa sera, come dire, è un momento importante anche per questo, siamo arrivati alle fasi cruciali, perché se in qualche modo dopo il voto online, dopo le attività di certificazione varia che ci ricorderemo probabilmente, e dopo le attività, chiamiamole metagiuridiche, cioè di creazione delle strutture della Repubblica Veneta, le strutture istituzionali e politiche, dal Parlamento alle varie entità che si sono succedute, dalla creazione delle strutture che nel territorio hanno il compito di portare avanti l'iniziativa politica e l'azione politica. Siamo quindi passati, quindi diciamo, dal territorio, dal dominio dell'essere, dell'identità, dell'appartenenza, dell'essere veneti e del portare avanti le istanze venete, siamo entrati nel dominio del fare, cioè delle azioni. Cosa vuol dire il dominio del fare? Vuol dire che ad un certo punto, constatato che la volontà dei veneti è travolgente a favore dell'indipendenza, l'unica difficoltà che abbiamo è realizzarla, no? O mi sbaglio? Se i veneti la vogliono, se i veneti hanno dichiarato che l'indipendenza è la loro volontà e lo hanno dichiarato in termini plebiscitari, nulla ci si frappone, secondo il diritto delle genti, secondo il diritto internazionale, secondo l'articolo 1,2 dello Statuto delle Nazioni Unite, nulla si frappone tra la volontà del popolo veneto e la sua legittima aspirazione a realizzare questa volontà. Ecco, questo è il dominio del fare. Però il dominio del fare ha una caratteristica. È, come dire, più crudele, perché il dominio del fare implica che rispetto alle sole parole tu devi creare e mettere
in gioco azioni che comportano, come dire, sacrifici, fatica, capacità di intuizione, capacità strategiche, capacità di capire 3 anni prima dove il mondo va 3 anni dopo, perché questo è avvenuto, questo sta avvenendo. Ecco che gli strumenti sono, come dire, gli strumenti che poi vedremo, quelli operativi, quelli che nella modernità ti consentono di agire, di cambiare le cose, ovvero le comunità di business, le comunità di imprenditori, la tecnologia e tutti gli aspetti che ti permettono di incidere nella realtà. Una volta si incideva nella realtà e si facevano i grandi cambiamenti attraverso le guerre, gli eserciti, vi ricordate? Tutti abbiamo letto i libri di storia, e i libri di storia sono un susseguirsi di dati in cui ci sono, come dire, eserciti di despoti che venivano sopraffatti da eserciti o di altri despoti, o magari più popolari, più come dire, che portavano avanti delle istanze di libertà o di maggiore riconoscimento delle istanze del popolo. Oggi i cambiamenti si ottengono, io dico per fortuna, con degli strumenti, se vogliamo, più sofisticati, ma degli strumenti che richiedono grande conoscenza, grande consapevolezza, grande capacità, come dire, di saper leggere e mettersi in gioco nel mondo moderno, e anche grande volontà di fare. Ovviamente le fasi, come dire, conclusive di questa attività sono poi quelle che ci permetteranno di arrivare a 2 aspetti. Primo, a un'indipendenza economica. Senza indipendenza economica non c'è nessuna indipendenza. Senza, come dire, la possibilità per le persone, per un popolo, di poter disporre dei propri mezzi per per decidere cosa fare della propria vita, per regolare il proprio progetto di vita, non c'è alcuna possibilità di indipendenza, ma c'è solo stridore di denti. Allora, prima viene l'indipendenza economica e successivamente o parallelamente avviene ovviamente l'indipendenza di fatto, l'indipendenza politica, o la capacità, a quel punto che hai risolto i tuoi problemi come dire, di quotidiani, la tua capacità di mettere in gioco anche i valori più alti, i principi, e anche la capacità di autoregolarti. Questo avviene ovviamente secondo le regole del dominio del fare. Da un lato, lo vedremo, le regole del mondo economico, dei grandi cambiamenti macroeconomici, geopolitici, e poi il legame tra l'indipendenza economica e l'indipendenza di fatto avverrà in questo caso grazie alla tecnologia, perché la tecnologia ha questo grande come dire, potenziale di liberazione, potenziale di creare l'inimmaginabile, ovvero riesce ad essere così avanti che ti permette di sconfiggere anche delle strutture come uno Stato italiano che invece vivono nel passato, che invece non capiscono che di fronte al proprio essere dinosauri c'è una forma più evoluta che li sta sopravanzando. E in questo senso, questa è, come dire, la parte finale, ma è anche la parte da cui voglio iniziare questa serata. Vi do un annuncio. Questa diciamo struttura, la Repubblica Veneta Digitale, il criptostato, l'abbiamo chiamato in vari modi, ma in qualche modo la struttura informatica che ci permetterà di disintermediarci rispetto allo Stato italiano, comincerà la propria attività ufficialmente prima del fine dell'anno. Entro la fine dell'anno noi prevediamo di aprire le registrazioni gratuite al criptostato, e quindi ovviamente partirà anche un'attività sul territorio per informare i cittadini e permettergli di aderire, di registrarsi, di censirsi in questa struttura che ci permetterà appunto di affrancarci. Questo è un annuncio che vi voglio dare. E insieme a questo annuncio un piccolo riassunto di cos'è questa cosa. Fondamentalmente l'ho riassunto in 6 punti. Un punto è la sua architettura, un'architettura che ha una caratteristica principale. Questa struttura mette in primo piano il cittadino, e per mettere in primo piano il cittadino mette in primo piano la questione della sua identità e della protezione della sua identità da chiunque, ovviamente anche in questo caso dallo Stato italiano. Per cui
sarà possibile, a partire poi dall'attivazione di moduli successivi, fare tutto quello che si potrà fare attraverso il criptostato, ma nessuno potrà sapere che tu, che tu sei Mario Rossi. Il sistema ti dirà che tu sei abilitato, perché il sistema lo sa, a fare quel certo tipo di azione, perché la Repubblica Veneta Digitale ti ha certificato e certifica al mondo che tu hai i titoli per farlo, ma non dice a nessuno al mondo, compreso ovviamente lo Stato italiano, che tu, signore 1, 3, 4, 5, 7X, sei il signor Mario Rossi. I cittadini quindi troveranno il massimo del proprio potere nella difesa di se stessi, della propria identità, che non sarà svelata alle terze parti. Il secondo punto ovviamente è la questione della cittadinanza, l'avevamo già spiegato, prevediamo 3 tipi di registrazioni. Una è il cittadino veneto. Per cittadino veneto intendiamo tutti, come dire, i cittadini residenti nei territori attualmente che fanno parte sotto dominio dello Stato italiano, della regione Veneto e delle regioni sempre dello Stato italiano che si rifacevano facevano parte della Serenissima Repubblica di Venezia, quindi Bergamo, Brescia, quindi il Friuli, la Venezia Giulia e diciamo tutte le parti che in un qualche modo erano venete, erano parte della Repubblica Veneta. Da un punto di vista digitale non abbiamo nessuno che ci detta le regole, le dettiamo noi perché siamo i pionieri di questa forma di civiltà umana, e quindi, come la Serenissima dettò le regole, noi oggi dettiamo le regole dell'essere veneti, che sono le stesse che valevano quando avevamo la nostra sovranità. Un altro concetto è quello di nazionalità digitale veneta, che sarà esteso ovviamente a tutti i veneti che nel corso di questi decenni o degli ultimi 2 secoli sono andati all'estero, i veneti della diaspora. I veneti che possono certificare la loro ascendenza veneta, i loro antenati veneti, e che potranno registrarsi al criptostato, accedendo a alcune funzioni a loro riservate, come veneti nel mondo, veneti digitali nel mondo. Una terza funzione sarà rivolta a tutti i cittadini del mondo. Tutti i cittadini del mondo che si sentiranno di condividere i principi della Repubblica Veneta troveranno spazio digitale nella Repubblica Veneta come residenti digitali della Repubblica Veneta. È lo stesso concetto che porta l'Estonia. Io stesso sono un residente digitale della Repubblica di Estonia e noi abbiamo mutuato questo concetto, lo abbiamo solo esteso anche alla cittadinanza e alla nazionalità. Ovviamente le prime funzioni, e queste saranno successivamente all'apertura della registrazione, che saranno attivate saranno quelle che permetteranno ai cittadini di esprimersi, di votare, ma anche semplicemente di fare sondaggi o di creare ambiti di comunità civica, e queste saranno le prime funzioni riservate. Ci saranno nel tempo, e questo richiederà diverso tempo, altri concetti. Uno, i pagamenti, le transazioni che avverranno con qualsiasi modalità di utilizzo di carte di credito, PayPal, moneta elettronica, quant'altro, bonifici, eccetera, ma anche ovviamente di criptovalute digitali, i Bitcoin, gli Ethereum e anche le monete digitali venete. E abbiamo già annunciato lo Scheo, no? La criptomoneta veneta, che sarà possibile essere attivata sia come concetto di, viene chiamata moneta colorata, cioè di moneta Bitcoin del dominio veneto, oppure lo stesso moneta Ethereum, chiamiamola, del progetto Repubblica Veneta. Ci sarà quindi lo Scheo Bitcoin, lo Scheo Ethereum e poi ci sarà lo Scheo, cioè noi attiveremo anche una nostra tecnologia proprietaria di produzione di criptomonete venete secondo dei particolari principi economici che descriveremo. In parte li abbiamo già annunciati, ma nel tempo li descriveremo. Un altro concetto è quello di servizi pubblici, è un criptostato, per cui verranno attivati nel tempo, secondo la capacità implementativa che avremo, dei veri e propri servizi a cui accederanno i cittadini che si iscriveranno. E nel tempo prevediamo qualsiasi tipo di servizio, compresa la sanità, compresa la sicurezza. Compresa la sicurezza. Questo richiederà tempo, richiederà soldi, richiederà cose, ma ci arriviamo. Compresa la sicurezza. Sì. Attraverso forme private, ovviamente, attraverso forme che saranno contemplate dalle normative internazionali, ci daremo anche la sicurezza.
e ovviamente i vari servizi che saranno implementati, compresi servizi forniti dalle aziende che faranno convenzioni con la Repubblica Veneta per fornire ai cittadini tutta una serie di vantaggi e di funzionalità. Il sesto concetto appunto è proprio quello delle imprese digitali e tradizionali. Sarà possibile aprire delle imprese digitali direttamente nel criptostato, secondo dei concetti di diritto commerciale internazionale particolare che abbiamo già studiato e che applicheremo. Ovviamente sarà possibile anche registrare la propria attività tradizionale e abilitarla alle transazioni e all'operatività attraverso la piattaforma informatica che andremo a descrivere. Questi sono i 6 capisaldi del criptostato. E un'unica slide tecnica solo per spiegarvi che è una cosa estremamente complessa che si basa sul concetto di autenticazione, che è quell'aspetto che mette in rilievo proprio l'individuo e la protezione della sua identità digitale, e poi tutte le funzionalità e i moduli interni ed esterni per andare a fornire ai cittadini quei servizi di cui vi parlavo. Però essendo tecnico vado oltre, voglio solo farvi vedere che c'è una squadra di programmatori altamente specializzati. Ci abbiamo messo 1 anno e mezzo come dire, a ricercarli. Ora c'è una squadra di una decina di persone che sta lavorando a queste e ad altre cose. Ovviamente è un'azienda, quindi come dire, come ogni azienda il proprio comandamento è il profitto, fortunatamente. Ma all'interno di questo profitto, visto che questa azienda ha la caratteristica di essere guidata da me, ha anche la capacità e la possibilità di lavorare a un concetto di criptostato come vi ho illustrato. Non è a molta distanza da qua, è a meno di 40 minuti. E adesso entriamo nel tema vero e proprio della serata. Vi ho fatto un po' l'excursus del progetto politico perché era importante capire dove eravamo rimasti. Ora però c'è una grande novità, e la grande novità è che dopo come dire, 3 anni che abbiamo parlato e abbiamo presentato questi concetti al mondo intero, ora ha cominciato a parlarne la televisione. Come sta cambiando il mondo? Perché non so se vi siete accorti, ma il mondo sta cambiando. E l'altra domanda è: siamo preparati per affrontare queste sfide? Adesso lo vedremo. Prima di entrare nel presente e nel futuro, però, è fondamentale dare uno sguardo al passato. Perché vedete, abbiamo una caratteristica noi veneti, abbiamo una storia straordinaria. Ho visto prima il professor Tofolo, che ringrazio, e non vedo l'ora di organizzare un convegno quanto prima, l'ho visto prima qua in sala. Eccolo là, ciao Betty, perché ci venga come dire, a educare sui temi della nostra storia, sui concetti della storia veneta. Però io voglio fare un piccolo punto ben preciso sulla nostra storia che si coniuga perfettamente con le cose di cui parleremo stasera. Sono due punti, li avete visti anche nel titolo iniziale, forse qualcuno l'ha visto dalla slide iniziale, e anticipo il primo punto, perché vedete, nella nostra età dell'oro, in 1100 anni di indipendenza della Serenissima Repubblica di Venezia, abbiamo fatto cose enormi. In primis l'ha fatta, per quello che riguarda le cose di cui parleremo questa sera, questo signore Marco Polo, che è più o meno contemporaneo di Dante, ha percorso e ha ispirato proprio le vie della seta. Non possono esserci le nuove vie della seta, non sarebbero potute esserci le nuove vie della seta se non avessimo avuto Marco Polo, che aveva percorso e aveva portato alla conoscenza del mondo le vie della seta. Qui lo vediamo alla corte ovviamente di Kublai Khan e diciamo nel Katai, nell'impero di mezzo, in Cina. E quindi è chiaro che le nuove vie della seta vengono nel nome di Marco Polo e portano il Veneto ad essere naturalmente tra la Cina e l'Asia più in generale e l'Europa. È l'evidente elemento di coniugazione tra questi due continenti, tra queste due civiltà, tra questi due elementi che oggi stanno dialogando e come stiamo dialogando.
è il punto di congiunzione tra le vie d'acqua e le vie di terra. L'altra persona che magari viene meno nominata, ma che io voglio ricordare, è Giovanni Caboto. Perché questa sera parleremo di nuove vie della seta, ma parleremo anche di un'altra cosa, parleremo anche del CETA, cioè dell'accordo di libero scambio tra Canada e Unione Europea. E chi scoprì il Canada, se non Giovanni Caboto, che pur essendo nato a Gaeta era veneziano di cultura, d'adozione, e che appunto nel 1497 arrivò tra Groenlandia, Labrador e appunto Canada. Quindi diventa interessante oggi scoprire che i nostri due antenati, i nostri due veneti dell'antichità sono così dell'antichità da essere moderni come nessun altro e che permettono al Veneto, così come prima Marco Polo era la chiave di volta per capire le nuove vie della seta, permettono a Giovanni Caboto di dire che il CETA, se vogliamo, e i nuovi accordi tra Canada e Unione Europea avvengono nel nome di Giovanni Caboto e il Veneto tra Canada e America ed Europa. Sono dei segnali straordinari che ci vengono dalla storia e inequivocabili, nessuno li può negare. Questi fanno parte del nostro patrimonio, come dire, di identità storica, e sono il patrimonio che oggi ci permette di essere nuovamente l'interlocutore come terra e come nazione di questi nuovi grandi movimenti che stanno decidendo le sorti del prossimo futuro. Però prima di farlo dobbiamo capire dove ci troviamo, e per capire dove ci troviamo dobbiamo parlare del Veneto come, diciamo, ahimè, regione italiana. E quali sono i suoi numeri? Prima di tutto stiamo parlando di modernità, di tecnologia, due numeri, i numeri sono impietosi. Come siamo messi a tecnologia? Come siamo messi a ricerca e sviluppo? Beh, i numeri vengono da Eurostat, il sistema ufficiale di statistiche dell'Europeo, dell'Unione Europea, e i numeri di Eurostat sono impietosi perché ci dicono che i lavoratori in Veneto nei settori di scienza e tecnologia sembrano tanti, perché ci dice sono il 33,3% della totale forza lavorativa. Piccolo particolare, questo 33,33% che rappresenta, vedete questo puntino qui, ci pone in serie B rispetto alle altre regioni d'Europa che sono di qua, in serie A. Non bene. Andiamo ad approfondire lo sguardo, quindi andiamo a vedere i settori ad alta tecnologia. Beh, qui la percentuale ovviamente è ancora più bassa, 2,7%. E in termini comparati siamo ancora messi peggio, siamo in serie B, siamo quel puntino lì, mentre le altre regioni d'Europa sono qui. No, bene. Un altro dato: quanti brevetti ad alta tecnologia vengono registrati all'Ufficio Europeo Brevetti, all'EPO? 3,9 brevetti per milione di abitanti. E qui siamo proprio quasi sul fondo della classifica. Questa è il Veneto, queste sono le altre regioni italiane, quindi non solo in Italia ma ovviamente anche rispetto al resto d'Europa siamo in serie B, signori, purtroppo. E alla fine il dato più importante: quanti soldi vengono spesi in ricerca e sviluppo in rapporto al prodotto interno lordo? l'1,1%. Purtroppo anche qui i numeri sono impietosi, noi siamo a questo puntino e il resto d'Europa, come vedete, si trova qui. Siamo in serie B anche in questa speciale classifica. E allora si tratta di capire, perché l'altro giorno mi sembra fosse Pane Bianco, se non sbaglio, sul Corriere della Sera, diceva ma insomma qui ci vuole il coraggio di parlare del nord, diceva lui, perché in realtà il nord tira economicamente, il nord va benissimo. Il nord e il Veneto vanno benissimo, guardate qui, l'aumento del prodotto interno lordo degli ultimi 17 anni. Questo è il Veneto, negativo, signori. Il Veneto che va bene, ma il dramma è, l'altro dato che voglio farvi vedere, che non c'è differenza, se non, come dire, con qualche estremo,
in positivo sono un paio, a parte Bolzano, Trento e poco altro, ma siamo esattamente nel medio valore purtroppo dello Stato italiano come collasso economico, come incapacità di crescita, e non degli ultimi 2 o 3 anni, degli ultimi 17 anni. Io qui mi fermo un attimo, faccio una pausa, perché ci saranno altri interventi di altri relatori, perché non voglio che questi dati dell'oggi ci distraggano e ci rendano più tristi di quello che dobbiamo essere, nel momento in cui invece andremo ad affrontare quali sono le sfide di oggi stesso e del domani per intercettare le opportunità straordinarie di quei grandi cambiamenti che vi abbiamo preannunciato, e che sono dei grandi cambiamenti che provengono dagli scenari internazionali che stanno mutando a nostro favore. Grazie per questa prima parte, e ora parola a Francesca che introdurrà i prossimi relatori.